Noi vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30, solo su RPL, la tua radio. Ascoltate Giovanni Polli, per sempre. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. E la linea passa subito al professore Andrea Rognoni. Grazie Federico e buona Padania, buona Italia, buona Benacchia a tutti. Questa è l'ultima trasmissione di Cultura e Arte dell'annata 2020-2021, un'annata particolarmente contraddistinta dai problemi legati al Covid, ma che ha visto poi in realtà tantissime trasmissioni radio, diciamo ancora più vincenti, proprio perché così chi stava in casa o non aveva la normale vita, diciamo, associativa dei tempi d'oro, ha avuto la possibilità così di ancorarsi maggiormente a delle voci o a delle radiovisioni per tutto il discorso che riguarda Facebook, YouTube e il podcast. Benissimo, quindi quest'ultima puntata vede come intervistato nella seconda parte, dalle 12:30, un personaggio che avete già sentito, Pietro Barale di Carrù, che ci racconterà appunto tra un po' la questione delle feste di mezza estate, in particolare di Lugnasad, che è una festa legata, di origine celtica, legata proprio ai primi di agosto, ha una lunga tradizione che fa parte delle 4 grandi madri, potremmo dire così: il Capodanno celtico di inizio novembre, quello di inizio febbraio, la festa di inizio febbraio e quella di inizio maggio. Quindi sentiremo poi, visto appunto che l'ultima trasmissione non potremo essere poi più presenti in agosto, da metà luglio fino alla fine di agosto, allora così ci preannuncia un po' il clima che si vedrà sicuramente nel cuore dell'estate. Nella prima parte parliamo di personaggi centenni, cioè di 100 anni o quasi, perché parliamo di Edgar Morin, il grandissimo intellettuale francese che ha appena compiuto 100 anni, signori, 100 anni, l'8 luglio. Edgar Morin è sicuramente uno dei protagonisti della cultura filosofica e del dibattito politico, metapolitico dei giorni nostri. E l'altro personaggio è passato a miglior vita ed è un personaggio padano, novarese, piemontese, Angelo Del Boca. Angelo Del Boca aveva 96 anni ed è stato uno storico piuttosto importante, adesso poi vedremo sicuramente il perché. Bene, per quanto riguarda Edgar Morin, sicuramente Morin si pone all'interno di una visione di pensiero che è di sinistra complessivamente. Anzi, si può dire che sia molto caro, fra i più cari della sinistra internazionale, proprio perché ha fatto evolvere moltissimo lui dal marxismo vero e proprio, fino ad una forma di ecologismo che va articolata molto bene e che presenta anche un lato di fascino, ma paradossalmente si contrappone astutamente a un pensiero di destra o di centrodestra che non ne sembrerebbe lontano, ma che parte invece da radici contrapposte. Allora chiariamo subito: lui ha una visione della Terra come una grande madre che chiama matria, mentre poi voi sapete che abbiamo matri e noi soltanto le piccole patrie, ma in realtà una grande matria sarebbe la Terra, che come un essere vivente, secondo Edgar Morin, e nutre i suoi figli secondo una logica che, diciamo, lui propone essere multirazziale e multiculturale, quindi uno scambio continuo di culture, di etnie, di religioni che si mischiano, eccetera, eccetera. Poi, per carità, non si può definire Edgar Morin il Watt del meticciato, però sicuramente qualcuno partendo da Edgar Morin, che sicuramente è un grosso pensatore
e che aveva impostato in maniera anche rigorosa la propria linea di visione del mondo, ne ha approfittato per portare fino alle estreme conseguenze, non volute dallo stesso Morin, appunto una visione meticista di mixage totale. Ecco, questa matria però rimane ancorata, questa grande madre terra rimane ancorata ad una necessità di ragione ambientale. Fortissima in questo uomo di 100 anni, nel pensiero di questo uomo, è proprio la visione ecologica, perché egli sostiene, ma lo sosteneva già 50 anni fa, quindi non è l'ultimo arrivato, e casomai sono gli altri, Greta Thunberg, che sono arrivati molto dopo, ebbene sostiene appunto che soltanto un rispetto reale della dimensione ambientale può concorrere a tutta una serie di scelte di miglioramento della vita a vari livelli, varie forme anche della vita urbana, e a quella che poi è stata chiamata anche decrescita felice. Ecco, su questo punto sarebbe da approfondire la questione partendo dalle interviste rilasciate anche recentemente da questo uomo molto longevo, che è Edgar Morin, parigino, perché in effetti il concetto di decrescita felice è tipica di alcuni suoi allievi che hanno portato anche qui fino alle estreme conseguenze un'idea in cui evidentemente per gli effetti di un certo egualitarismo tutti dovremmo stare bene ma meno bene di prima, però tutti quanti tollereremmo un tipo di vita basata su una sufficienza di averi e di benessere legato moltissimo alla natura. Ecco, attenzione, il pensiero di Morin è molto complesso e si situa all'interno anche di rami che sono l'antropologia, l'epistemologia, è un filosofo anche sottile come moltissimi altri francesi e tedeschi, che sicuramente va rispettato nella misura in cui ha saputo tratteggiare qualcosa che rimane importante come lascito anche, certamente soprattutto per il pensiero di sinistra, ma più in là e più profondamente per lo stesso pensiero. Quello che noi ovviamente contestiamo a questo grande vecchio è quello di ragionare non in termini local, cioè di vedere tutto comunque in una funzione globale che alla fine porta acqua al mulino del mondialismo e impedisce di valorizzare quelle che sono davvero le matrie, piccole patrie, cioè appunto quei contesti locali che evidentemente lui sembra trascurare o sembra rivedere alla luce di un mixage etnico e culturale che come è noto non ha prodotto veramente dei risultati eccezionali, dei risultati eccellenti. Ma secondo Morin, ha rilasciato anche un'intervista recentemente alla Repubblica, ci sarebbe da rivedere appunto il livello di gestione politica, per esempio dei grandi contesti urbani, per permettere quell'equilibrio appunto che salva comunque anche la dimensione indigena, salva anche la dimensione di un certo tipo di tradizione, anche se sicuramente Edgar Morin si oppone come linea di pensiero, come spirito, come volontà a tutto quello che è tradizionale in senso proprio, ecco, quindi sicuramente si contrappone a quel pensiero della destra al quale noi siamo ancorati per tantissimi motivi. E ecco perché i 100 anni acquisiscono sicuramente una carica e una funzione importante per tutto quel mondo che evidentemente è rimasto affascinato da una certa visione che secondo noi è anche fortemente utopistica, anche se Morin non si può definire un utopista in senso lato perché ha calcolato molto bene, ecco, perfino gli effetti negativi che sarebbe possibile appunto superare grazie proprio a una visione olistica, dice lui appunto, che richiama moltissimo la New Age, che richiama moltissimo proprio il pensiero che noi da circa 20, 30, 40 anni chiamiamo New Age, nuova era, quindi legata anche alla dimensione esoterica, ma soprattutto di fratellanza all'interno di un discorso universale
che evidentemente tiene conto di tantissimi elementi tipici di una mentalità postmoderna. Ecco, troverete tracce di questo mio discorso che vi ho fatto adesso nel libro, che è il mio libro appena uscito, come sapete da oramai da 2 mesi, ma va bene così, Il pensiero leghista, storia e prospettive delle idee della Lega dalle origini a oggi. Perché io ho voluto non solo fare la storia della filosofia leghista, ma ho voluto, magari con una testardaggine eccessiva, confrontare la nostra cara filosofia, il nostro pensiero tipico del mondo leghista e federalista, confrontarlo un po' con tutti questi pensatori, cercando di capire fino a che punto è possibile dialogare con essi oppure no. E quindi c'è anche un riferimento proprio anche a Edgar Morin e ad altri che vengono definiti ecologisti, ambientalisti, che sono sicuramente molto interessanti e molto importanti. Dal punto di vista nostro, e troverete tracce anche di quest'altro mio ragionamento che sto facendo adesso nel libro, edizioni Italia Storica, appunto con prefazione di Emanuele Ricucci, Il pensiero leghista. Ebbene, dal punto di vista nostro, certamente l'ambiente è importante nella misura in cui ciascuna identità, anche piccola che sia, deve rispettare il proprio territorio, quindi la propria natura. Non può offendere quello che è il rapporto con la dimensione naturale che caratterizza la propria regione, il proprio comprensorio o la propria nazione. E si vede bene, è soltanto una conoscenza, tra l'altro profonda, dell'ambiente, della geografia, del territorio, delle caratteristiche idrogeologiche, delle risorse naturali effettive in varie forme e via dicendo. Soltanto questo tipo di conoscenza può favorire il miglioramento della vita umana e quindi insomma dare manforte a una politica che sia vincente. Questo è chiaro. Però attenzione, non occorre, dal nostro punto di vista, non bisogna farne una questione di ispirazione globalistica, dove evidentemente la natura diventa una madre dea da soccorrere al di là degli interessi delle specifiche identità. Anzi, appunto, come spesso si è detto da parte di una certa sinistra, la folle convinzione che la convivenza assoluta paritaria fra tutte le etnie, fra tutte le culture, salvi veramente la natura, ci porterebbe troppo distante proprio dal modello al quale noi teniamo conto e del quale abbiamo piena fiducia, cioè un modello che rimane fondamentalmente legato a una realtà locale specifica che è diversa da altre realtà locali, eccetera, eccetera. Cioè, dal punto di vista ecologico non bisogna pensare troppo in grande, perché non si risolve niente lo stesso. Cominci ciascuna identità, ciascuna regione, ciascuna nazione a pensare al bene ambientale di cui si deve dare responsabilità e vedrete che poi tutti quanti assieme, va bene, partendo da versanti diversi arriveremo a una reale alleanza, chiamiamola così, di interessi che riuscirà a superare anche gli evidenti problemi che si sono creati effettivamente all'interno della dimensione ambientale negli ultimi lustri. Quanto alla decrescita felice e la prospettiva appunto di una condivisione fra poveri, noi siamo convinti che tutto quel tipo di pensiero alla Morin voglia distruggere il germe stesso di un tipo di capitalismo buono, a vecchia maniera, che invece appunto deve continuare a esistere e a prosperare partendo dalle piccole fabbriche o dalle varie realtà aziendali del territorio che sono in grado appunto di fare da motore di tutta un'economia. Ecco, quest'idea che si debba superare l'aspetto più produttivistico, ecco, per riuscire insomma a somministrare o in termini statali o in termini mondiali tutta una serie di funzioni economiche, a noi non piace nella maniera più assoluta. Bene, quindi
superata l'analisi diciamo così, archiviata per adesso, naturalmente augurando altri 100 anni di vita a Edgar Morin, il suo mondo, passiamo ad Angelo Del Boca. Angelo Del Boca è stato sicuramente un grandissimo storico, novarese, poi era andato a vivere a Torino, è morto a Torino qualche giorno fa, a 96 anni. Angelo Del Boca ha scritto tantissimi libri sulla politica coloniale fascista in Africa. In Africa c'è stato, naturalmente ha vissuto anche l'inferno, possiamo dire, di quel mondo, e nei suoi libri ha sottolineato e comprovato soprattutto quanta cattiveria avessero gli italiani. Allora, uno dei miti che ha sfatato, insomma, Angelo Del Boca è quello degli italiani brava gente, perché tutti quelli che sono andati a colonizzare terre lontane, soprattutto l'Africa ma non solo, hanno tenuto dei comportamenti molto spesso schiavistici nei confronti delle popolazioni annesse. E tutto questo è stato sbugiardato in maniera tale che anche lo stesso contesto statale interno, parliamo degli anni per esempio 80-90, è stato messo alla berlina, perché certe dinamiche coloniali, ha fatto capire Angelo Del Boca in tutte le sue opere, sono dinamiche che appartengono proprio alla boria, all'arroganza di una Roma che vuole comandare a tutti i costi sia all'esterno, in contesti coloniali reali, sia all'interno, nei confronti di regioni periferiche, specialmente del nord, che soffrono questo tipo di mentalità. Ecco, naturalmente in alcuni libri così l'acredine Del Boca nei confronti del fascismo si è dimostrato eccessivo. Si è dimostrato eccessivo perché evidentemente non in tutti i casi è stato adottato dal mondo militare fascista un certo tipo di comportamento abietto e quasi criminale. Anzi, effettivamente in alcuni casi l'atteggiamento che i colonizzatori hanno tenuto è stato quello costruttivo di avviare tutta una serie di lavori, attività e via dicendo, tipici appunto della volontà di fare migliorare la situazione locale. Altre volte questo non è successo ed era giusto, per carità, che un personaggio così profondo e così convinto come Angelo Del Boca tirasse fuori appunto questa questione e la ponesse di fronte praticamente agli occhi di tutti. E poi certamente, siccome lui ha vissuto anche certe situazioni, si tratta l'immensa mole, perché davvero ha scritto tantissimo Angelo Del Boca, l'immensa mole dei suoi libri rappresenta complessivamente una testimonianza eccezionale che vale la pena andare a leggere fin nei particolari, proprio perché noi oggi siamo abituati a leggere libri di storia che non hanno delle fonti dirette o hanno delle fonti indirette imprecise, e questo sicuramente non accade nei casi dei libri di Angelo Del Boca. Ecco, quindi va bene ricordare questo uomo che è sempre stato molto legato comunque alla propria identità piemontese e che ha regalato anche sul piano giornalistico tantissimi spunti che vale la pena rivedere con calma e frequentare. Ritornando al mio libro, quello che ho già detto in altre occasioni, di avere la pazienza appunto di chiedere al libraio di mettersi in contatto con Italia Storica di Genova. Peraltro ci sono su internet riferimenti appunto alla stessa Italia Storica, perché comodamente si può, volendo appunto, contattare direttamente l'editore. Ci sono dei riferimenti, per chi ancora non l'avesse fatto, che sono i seguenti, cioè ordini da fare a Italia Storica, telefono 010 89 83 461, ripeto 010 89 83 461, e risponde l'editore di Genova, e la mail per fare ordini del mio libro è italiastorica@hotmail.it.
hotmail.com, ripeto, Italia Storica, tutto attaccato, tutto minuscolo, Italia Storica hotmail.com. Il libro si intitola Il pensiero leghista. Naturalmente i 4 cavalieri, potremmo dire appunto, del Graal, che sono in copertina, rispondono al cognome di Carl Schmitt, Miglio, Salvemini e Heidegger. Però all'interno del libro sono citati tantissimi altri pensatori e soprattutto, che è la cosa più importante, si cerca di far capire l'articolazione del discorso che sta alla base della politica leghista, che è un'articolazione complessa ma logica, molto logica nei suoi passaggi, no? Sia nel campo dell'identità, del territorio, sia nel campo della giustizia, della gestione dell'economia, soprattutto nella capacità di riuscire a dimostrare, come poi siamo ancora convinti che lo si possa fare fino in fondo, in futuro, il valore del federalismo, che è la sola chiave, il federalismo, all'interno anche di una dimensione sovrana, di una nazione sovrana, quindi coniugando sovranismo e federalismo, è l'unica soluzione per riuscire effettivamente a dare un'impostazione valida per il XXI secolo, per il terzo millennio all'Italia, ma anche, volendo, naturalmente a tutta Europa. È evidente che critiche che sono state fatte molto forti nei confronti del mondialismo, di un certo tipo di europeismo, di un certo tipo di sradicamento dei valori cristiani, vengono nel libro spiegate cronologicamente, cioè partendo dagli anni 70-80 per arrivare fino a oggi. Non è vero che la Lega e il leghismo è cambiato in maniera eccessiva, c'è costantemente uno zoccolo duro, un fil rouge che è sempre quello e che porta appunto dalle prime intuizioni bossiane fino alle splendide strategie salviniane. E naturalmente il futuro non può che riservare altre grosse novità che però sono sempre sulla linea di una grande coerenza, state tranquilli, e che porteranno sicuramente alla vittoria, che non è una vittoria pratica, cioè come dire stupidamente banale sul piano dei risultati materiali, è una vittoria del pensiero, perché noi vinceremo e abbiamo già vinto col pensiero, un pensiero superiore a tutte le altre linee di pensiero che sono state espresse negli ultimi 40 e 50 anni, grazie evidentemente sia a tutte le persone, parliamo ovviamente dei leader storici, ma non voglio fare, cioè moltissimi politici che hanno compartecipato, che anche con il pensiero, oltre che con l'azione, che voi conoscete tutti, inutile fare nomi, qualcuno più anziano, qualcuno meno, ma certamente anche tantissimi intellettuali che magari non conosciutissimi fino in fondo, alcuni morti e alcuni ancora viventi, che hanno dato e stanno dando un contributo decisivo proprio per la vittoria e la lucidità estrema che da sempre ha caratterizzato il nostro pensiero. Pensare invece che noi abbiamo agito secondo un'eccessiva istintualità, senza nessuna progettualità e con atteggiamenti così di tipo guascone, questo non è vero, non appartiene alla realtà, non appartiene alla realtà storica, alla realtà morale di un movimento che è degno di riuscire a dimostrare che quello che ha pensato, che quello che ha previsto è destinato a migliorare in maniera decisiva l'Italia, la Padania, l'Italia, l'Europa e il mondo stesso. Benissimo, a questo punto io chiedo al nostro regista com'è la situazione, se siamo arrivati al break e dopo abbiamo l'ospite tanto atteso. Bene? Pronto? 1 minuto di break. A dopo, arrivederci. Ehi gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche
a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Saiano Brescianissima è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom potete inoltre trovare tubi gomma e plastica per aspirazione mandata aria, acqua, acidi, solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia, da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio RPL, restituiamo subito la linea al professore Andrea Rognoni. Andrea, abbiamo l'ospite. Perfetto, allora intanto un'ultima battuta di pubblicità sull'arte, che la trasmissione si intitola Cultura e Arte. Andate a comprare l'ultimo numero AV di AV, AW Magazine, in quasi tutte le edicole, se non lo richiedete. Comunque è una delle stupende riviste dirette appunto da Lorella Pagnucco Salvemini, che prima aveva in mano Arteine e ora appunto questa AV, tantissime le interviste e novità nel campo dell'arte e delle arti figurative e visive, mostre e quant'altro. Benissimo, adesso noi possiamo accedere alla seconda parte della trasmissione con il gradito ospite di oggi, che chiude, ha l'onore di chiudere la serie di tutti gli ospiti ospitate 2020 e 2021, che è Pietro Barale. Pietro Barale è studioso, antropologo, etnologo, possiamo dire anche astronomo, archiastronomo, studioso di paleontologia, studioso di civiltà antiche, studioso appunto di tutta una serie di spunti e tradizioni che appartengono alla migliore e atavica realtà sia italiana che europea. Allora, è con noi Pietro, ci sei? Pronto Pietro? Buongiorno Andrea, mi fa piacere Eccoci essere qua. nuovamente qui con te e con i tuoi gentili ascoltatori. Ciao. Grazie carissimo. Allora oggi noi parliamo delle feste di mezza estate, ma in modo particolare ti ho chiesto appunto Lugnasad, perché è la festa celtica, è una delle 4 feste celtiche dell'anno, che appunto va a collocarsi nel cuore dell'estate e che adesso ci racconti un po' delle sue caratteristiche, quello che insomma pensi tu di ritenere che sia importante dire e sottolineare per far sapere sempre che noi abbiamo antiche e lontane radici, specialmente al nord. Dici tutto allora, Pietro. Certo Andrea. Senti, allora, come carissimo pubblico e gentili ascoltatori, come ha già anticipato Andrea, oggi parleremo di un'importante ricorrenza, che come vi diceva Andrea, come vi ha detto Andrea, è la 4ª festa celtica, Lugnasad, o si poteva anche chiamare Lugmasa. E si tratta di una celebrazione sicuramente di tipo lunare, che quindi cadeva nei primi giorni del mese celtico di Elenbiv, che noi ora chiamiamo agosto. Ecco, diciamo che tradizionalmente anche nelle nostre letture che abbiamo fatto e che facciamo, troviamo sempre in questa festa già preimpostata con la ricorrenza esatta al primo del mese. In realtà non è proprio così, perché si trattava, come abbiamo capito, di feste lunari, quindi come la Pasqua, no? Erano comandate dalle lunazioni. Quindi i giorni di azione in cui poteva capitare questa festa va generalmente dal primo del mese alla prima decina di giorni, quindi in poche parole. Comunque,
Si tratta praticamente, come dicevamo, di una ricorrenza di tradizione soprattutto gaelica arcaica, quindi voi direte ma cosa c'entra con l'Italia del Nord o popolazioni celtiche centroeuropee? No, in pratica è sicuramente qualcosa ha a che fare anche con noi e col centro Europa. Quindi è una festa, come dicevamo, di tipo arcaico, la cui etimologia del nome stesso significa festival o praticamente matrimonio, cioè praticamente descrive il matrimonio di Lugh. Lugh, come sapete tutti amici e ascoltatori, Lugh è è la più importante delle divinità del Pantheon celtico. Secondo la tradizione questa festa era stata istituita dalla stessa divinità, quindi direttamente da Lugh, in memoria della madre adottiva, perché Lugh aveva una madre adottiva che si chiamava Taekyu, era praticamente il simbolo della generazione, quindi la genitrice dell'Irlanda. Un nome che adesso la mettiamo così un po' sul ridere, che noi, soprattutto noi piemontesi, o meglio quelli degli anni 50 del secolo scorso come me, pronunciavano spesso questo nome, soprattutto nei confronti, pensate, delle ragazze che a nostro avviso se la tiravano. Quindi non so se anche dalle parti di Andrea succedeva la stessa cosa. Comunque andiamo avanti. Tra le popolazioni celtiche, quindi, anche quelle dell'Italia del Nord, le figure di spicco in tale ricorrenza, quindi durante questa celebrazione, pensate, no? Dovevano radunarsi almeno nei centri più importanti di queste popolazioni, quindi nella pianura padana e oltre, questi villaggi, una miriade di persone che appartenevano allo stesso ceppo etnico. Quindi i rappresentanti erano i capi, no, di queste diverse etnie. Questi presiedevano a corse di cavalli, quindi erano poi durante una festa si fanno parecchie cose, quindi c'è la parte diciamo più culturale, quella politica e quella più giocosa, e quindi si facevano queste corse di cavalli, certami poetici, giochi e canzoni, ma soprattutto erano proprio queste figure, cioè quelle dei capi e dei sacerdoti, no? Quindi dei druidi, che organizzavano la raccolta dei frutti e delle messi, essenziali per superare i mesi invernali senza carestie. Quindi si organizzava durante queste feste e si celebrava anche la raccolta, diciamo, di quello che la terra aveva prodotto. Infatti in origine questa festività era legata al grano, pensate, ma soprattutto al suo spirito, perché dobbiamo considerare che nell'antichità ogni prodotto che veniva creato e portato dalla terra, già, questo lo sappiamo anche già per le ere più antiche, quindi nel Paleolitico, aveva un suo spirito. Quindi una festa agraria con un sottile confine tra il sacro e il profano, pensate, dedicata al raccolto. Quindi l'elemento principale era appunto il raccolto, che nell'antica tradizione anglosassone era conosciuta questa festa come l'ammas, un termine derivante dall'arcaico laf maesse, il raduno del pane, ossia delle messi. Ora, dal momento che Lugnasad, come le altre tre feste, Samaini, Imbolc e Beltane, che ho avuto l'onore di trattare, di parlarne con Andrea in questa bellissima trasmissione, no? Che conduce il professor Rognoni, non corrispondevano a determinate posizioni stagionali, come vi diceva prima Andrea, come solstizi e degli equinozi, quindi era più facile sapere e connotarle nel calendario. Quindi come venivano cadenzate queste feste? La suddivisione dei mesi e della loro ampiezza nell'antichità, soprattutto quella più remota, è un pericoloso campo minato, soprattutto per noi neofiti padani. Se pensiamo ai calendari protostorici del nord Europa, anche se non tutti gli studiosi hanno opinioni concordi, è normale, no? Vediamo che in alcuni casi i circoli
di pietre proporrebbero una suddivisione dell'anno in 16 mesi, pensate, e questi mesi composti da 22 e 23 giorni, quindi assai diversi da quelli che conosciamo ora e utilizziamo ora. Certo. Quindi un fatto curioso, Andrea, che in base alle varie declinazioni, cioè praticamente, per farla breve, l'altezza astronomica del Sole all'orizzonte, andrebbero a sdoppiare proprio i mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto. Pensate, le cosiddette date intermedie, quindi le feste di mezzo dell'anno protoceltico, quindi tra il 1500 e il 1200 a.C. Quindi veramente curioso, caro pubblico. Lugnasad quindi era una ricorrenza che anche nelle terre padane salutava la fine dei lavori dei campi, con la mietitura e quindi con la trebbiatura, i mercati e le fiere e il conciliabolo. I conciliaboli erano dei raduni, diciamo, di carattere politico, no? E i contratti matrimoniali. E già, sì, cari ascoltatori, già a quei tempi, prima si guardava alla pecunia e poi eventualmente anche all'amore. Per questo per quello che il matrimonio veniva contrattato, pensate, no? Adesso sarebbe da stracciarsi le vesti, comunque era così al tempo. Ma ora torniamo al diretto festeggiato. Lugh, essendo una divinità solare, dal lungo braccio e oggigiorno, se non hai un braccio lungo, cari miei, comunque si tratta di un dio sacerdote, ma nel contempo un dio guerriero, protettore dei mercanti, un dio luminoso, quindi al quale, a quanto sembra, risulterebbe legato a una stella, a Sirio. Sapete, Sirio è l'Alpha Canis Majoris, ossia è l'astro alfa della costellazione del Cane Maggiore. Quindi per chi di voi, cari ascoltatori, conosce un po' di astronomia oppure è un astrofilo, saprà che Sirio è la stella più luminosa del cielo notturno. Forse a ricordare questo cannubio tra questo astro dal colore bianco brillante e la nostra divinità, a Demonte, in Valle Stura, e io mi rimando per le mie conoscenze sempre, diciamo, ai miei territori, esiste un'epigrafe di età romana che ricorda Eo, Marti, Leucimalaco. C'è un termine, quest'ultimo, che significa Dio bianco e luminoso, dal greco leukos, splendore, lucentezza e brillore. Le prerogative di tale divinità erano le competenze nel campo militare, nella protezione degli armenti e nelle gare di abilità, soprattutto nelle corse, come dicevamo prima, dei cavalli. Infatti in questa epigrafe compare il significativo vocabolo latino prostralibus, che sta a significare, questo termine, quindi ci fa subito venire in mente le corse dei carri a giocate che appunto erano chiamate le plaustralia, competizioni molto care a dio Lugh. Caro Andrea, ora, se il tempo che abbiamo a disposizione ce lo concede, possiamo presentare il pezzo forte, cioè la famosa argenteria della nonna, almeno come dicevo dalle mie parti. Se nella Padania celtica spopolarono i Celti Boi, come voi sapete, nell'area piemontese, soprattutto a nord del Po, vi erano i Celti Taurini Taurici. Sappiamo anche, nonostante la fonte non sia da tutti gli studiosi condivisa, che questo popolo aveva, come si conviene, una capitale, praticamente quegli oppida che i romani chiamavano caput genti, cioè le capitali dei popoli, delle varie genti. Stiamo parlando di Taurasia o Taurunum, un'antica e ad oggi enigmatica contrada che lo storico greco Appiano di Alessandria definiva oppido celtico, la fortezza dei Taurini, in poche parole. Ma quello che gli antichi non ci hanno detto, sai Andrea, è che Taurasia Taurunum, fortezza che doveva trovarsi su una sorta di Inselberg, hai presente gli Inselberg nel campo geologico? L'Inselberg è un monte isolato, no? Tipo una guglia che spunta dalla pianura, che l'erudito storico tedesco Johann Georg von Eckert riconosceva come Roche Pandulf, quindi già
verso il 1600-1700 questo storico tedesco riconosceva in questa guglia, no, l'esistenza di una rocca e la chiamava proprio Rocca Pandulf. Praticamente si trattava di un'emergenza in riva al Po che sorgeva sull'antico cannetto della Vanchiglia e praticamente si trova tra il Po e l'affluente del fiume Dora. Praticamente possiamo dire che in epoca napoleonica questa collina è stata completamente spianata nel momento in cui Napoleone rimetteva un po' le cose a posto, nel senso che cercava di interrare le mura delle città oppure che aveva conquistato di abbatterle, no? In questo caso questa collina averla fatta spianare e poi si è trasformata in quella che noi conosciamo ora come Piazza Vittorio. Tutto questo per dirvi quindi, gentili ascoltatori, che l'antico Oppido Taurino, cioè la fortezza dei Celti Taurini, era sorta in piena età di Laten. Voi sapete che anche le culture celtiche vengono divise in periodi e soprattutto abbiamo due periodi, quello più arcaico e poi il periodo successivo che inizia all'incirca verso il 450 a.C., che viene chiamato di Laten perché le prime testimonianze, come potete immaginare, l'hanno trovate proprio nel centro di Laten. E quindi doveva essere stato impostato all'inizio della cosiddetta Via delle Gallie, cioè esiste, come probabilmente sapete, una strada che partiva da Torino, quindi dall'antica Augusta dei Taurini in periodo romano, e saliva su in Valle Susa per poi superare il colle e scendere nelle Gallie, no? E quindi noi pensiamo che questa via dovesse partire esattamente appunto da Torino, dall'antica Torino, no? Questa via delle Gallie che saliva su in Valle Susa, una strada sterrata era, che in seguito andò a costituire, pensate, il decumano massimo, quindi la via principale dell'Augusta Taurinorum, quindi la capitale dei Taurini, ma parliamo di città romana, quindi che si tratta precisamente dell'attuale via Garibaldi di Torino. Una strada che nei primi giorni di agosto del 335 a.C., e qui abbiamo utilizzato una serie di programmi di studio e di ricerca, no? Si trovava esattamente allineata sulla direttrice, quindi era diretta verso le colline di Pino Torinese, dove sull'orizzonte sorgeva eliacamente, quindi vuol dire prima che nascesse ancora il sole, quindi nell'attimo in cui da un lato stava sorgendo il sole, in quel punto, diretto esattamente sull'asse di via Garibaldi di Torino, che doveva ripercorrere l'antica via delle Gallie, il sorge lo spuntare della stella Sirio, proprio in onore del dio Lug. E caro Andrea, che ne dici della nostra Torino, che tutto sommato è straordinaria, Torino magica si dice, ma non è una balla, nel senso che davvero ci sono delle risonanze come che tu hai illustrato meravigliose. Ecco, due cose, tra l'altro mentre noi stiamo facendo questa trasmissione il Sole e la Luna si trovano congiunte proprio a Sirio, perché si trovano nel segno del Cancro, nella zona centrale del Cancro. Stanotte c'è stato il novilunio a 18, quindi congiunta con la stella Sirio. Quindi non stiamo parlando casualmente della stella Sirio, ma perché la stella Sirio in questo momento è irrorata sul piano astrale proprio dalla presenza dei due luminari e si trova al centro dell'attenzione. La seconda cosa riguarda Lanzo di Intelvi. Cari torinesi, cari piemontesi, voi non dovete perdere, se ci stanno tutti non lo so, ma è una cena eccezionale che verrà celebrata il 15 luglio del 2021 a Lanzo d'Intelvi alle ore 20 alla modica cifra di 25 euro, e alla quale parteciperanno l'astronomo molto noto Walter Ferreri dell'Osservatorio di Pino Torinese. Adesso poi non so se è in mano ancora l'osservatorio, io l'avevo conosciuto quando aveva il coordinamento dell'osservatorio, però sicuramente è un personaggio davvero eccellente dell'astronomia, Walter Ferreri, e naturalmente a presentare il libro di cui stiamo anche parlando proprio Piero Barale, Il cuore celtico dell'Augusta dei Taurini, il ruolo dell'astronomia nella Fondazione Torino delle Origini. Quindi mi raccomando, ci sono, caro Pietro, ci sono delle modalità per iscriversi a questa cena a Lanzo, oppure ci dici qualcosa a questo proposito? Penso di no, cioè
individuato il ristorante, che si tratta del ponte, cosiddetto ponte del diavolo, qua lo chiamano Davis Bridge all'inglese, è un ristorante caffè, no? E vi lascio anche il numero di telefono. Sì. Allora, è il 347 90 27535 e si trova sulla strada che prosegue, per raggiungere Lanzo torinese, e questa località fa ancora parte, è inserita nel bellissimo parco della Mandria, che voi sicuramente conoscete. Quindi si tratta del Davis Bridge alle 8:30, più di lì c'è questa piccola cena che viene fatta. E poi tu prima hai parlato della partecipazione di Walter. Ecco, Walter non è più all'osservatorio di Pino Torres perché è in pensione anche lui. Adesso è direttore del polo astronomico di Alpette, no? Quindi sempre lì nella zona del Torinese. Bene. Sì. Benissimo, ecco, sul tuo libro ne abbiamo già parlato, però è davvero un libro di tale importanza, Il cuore celtico dell'Augusta dei Taurini, che se tu ci dicessi un po' ancora come è possibile acquistarlo, averlo, questo benedetto libro che è veramente di capitale importanza, che cosa dobbiamo fare, che cosa deve fare l'ascoltatore secondo te? Ma innanzitutto, caro Andrea, io ti ringrazio sempre per i tuoi complimenti infiniti, tutte queste cariche e qualifiche che mi dai, che poi insomma io alla fine sono un ricercatore, cerco di fare del mio meglio perché amo la mia terra, no? Come avrei ben capito. Ma questo libro è un libro. Il titolo è Il cuore celtico dell'Augusta dei Taurini e il sottotitolo è Il ruolo dell'astronomia nella fondazione della Torino delle Origini, che ho curato insieme a un mio collega di lavoro Giuseppe Veneziano di Genova, ed è stato stampato a cura dei tipi dell'Araba Fenice di Cuneo. Ecco, questo testo, che ha anche una copertina, abbiamo creato abbastanza, colpisce parecchio. Sulla copertina abbiamo questa fortezza, no? Abbiamo il cielo azzurro, no? Su uno sfondo di tramonto, e poi si staglia questa palizzata, no? Oscurata, e quindi sta a significare anche un pochettino l'Oppido, cioè l'antica fortezza cetica, almeno vorrebbe rappresentare quella, e poi si prospetta in fronte il grande falò per ricordare il farò del San Giovanni di Torino, della festa della celebrazione del protettore, del santo di Torino, e sovrapposto dal famoso toro, dell'immagine del toro, e qui va bene per chi è tifoso della grande squadra. Difatti questo libro, in effetti, questo lavoro è uscito alla fine del 2019, pensate, non l'abbiamo ancora presentato per gli ovvi motivi che tutti conoscete, e questa è un pochettino l'occasione per parlarne in pubblico, no? Quindi siamo in territorio dei Taurini. Quindi abbiamo voluto nel 2019 ricordare anche l'anno 70°, se non vado errato, il 70° anno dalla morte, no? della famosa disgrazia della squadra della magica, la grande Torino, no? Che si era schiantata, l'aereo, sai, che si era schiantato sul colle di Superga. Quindi, certamente. Sì. Ma volevo sapere, mettendosi in contatto con l'Araba Fenice, che è la casa editrice, è possibile acquistare il libro oppure ci sono dei problemi? No, è possibile acquistarlo. Poi generalmente l'Araba Fenice ha le sue bancherelle che spopolano ai mercatini, a tutti questi centri, alle feste popolari, a meno comunque che su internet uno clicca Araba Fenice. Si trova anche con la casa editrice, benissimo, no? Si trova nulla, quindi è un libro che praticamente, come vi dicevo, è nato da uno studio che è partito già dal 2014, quando avevo iniziato in quegli anni a pensare che Torino avesse una possibilità di orientamento astronomico, perché poi alla fine abbiamo capito che anche le città romane hanno questo connubio astronomico legato soprattutto alle festività del loro calendario. Ma quello che all'inizio ha portato un po' un certo disguido nella ricerca, soprattutto, sai,
nel campo dell'archeoastronomia legata alle strutture megalitiche, lì andiamo tranquilli perché i momenti significativi erano, come tu ben sai, i solstizi, gli equinozi e così via. Qui il problema è che nelle città romane il solstizio, questi momenti non è che siano sentiti così come nei periodi precedenti. Difatti anche sui calendari non vengono, l'antico calendario romano non vengono così segnalati nettamente, no? C'è un riferimento, però i giorni possono spaziare in 4-5 giorni, quindi i giorni più corti dell'anno, può avere dei giorni in anticipo, in ritardo, in base sempre all'autore che ne ha parlato. Quindi sono feste un pochettino, non così evidenti, quindi anche nell'orientamento, noi pensiamo, soprattutto con questo libro, nell'orientamento delle città fondate dai Romani, no? Forse questo non è tanto sentito, è più sentita la festa calendariale che magari era legata alla divinità, che era legato col territorio. Vediamo anche che le divinità generalmente sono divinità legate soprattutto alla salute, quindi vedete che già l'elemento salute, cioè lo stare bene, era il filo conduttore, il leitmotiv già nell'antichità. Quindi ci ritroviamo soprattutto delle città che hanno un orientamento legato agli astri, che però quindi unisce il macro e il microcosmo, quindi le cose del cielo con le cose comuni degli umani, quindi lo star bene, la salute, la prosperità. Certamente, sul mondo celtico in questa radio si è detto sempre tantissimo, ma a me personalmente, siccome hai citato Lugh, mi affascina molto Lugh, che tra l'altro è anche la radice di molte città italiane e europee come Lugano, Lugo di Romagna, eccetera. Sì, certo. Ma anche Ogma, che sarebbe il dio dell'Ogam, cioè dell'alfabeto Ogam, che è un alfabeto molto particolare che è usato proprio a fini anche astrologici, divinatori, ecco, che passa attraverso le piante, di cui abbiamo parlato certe volte, e che è esposto nei suoi termini grafici a Lione, al museo dell'antichità di Lione. Noi siamo andati a vedere. Ecco, però tutto questo mondo... Ma poi Andrea, Lione è la città principe di Lugh, no? Era la grande capitale, dove praticamente tra le città più importanti della Grande Gallia, no? Considerando anche quella germanica, proprio a Lione c'era questo raduno annuale di tutte le popolazioni celtiche, quindi Lugh è proprio Lione era il centro, no? delle popolazioni galliche che si riunivano. Assolutamente. Ecco, questo è un legame che ci piace sempre sottolineare, perché indubbiamente noi ritroviamo le nostre radici, assieme certamente ad altre radici più mediterranee che vanno sempre conosciute. Io davvero ti ringrazio, Pietro, hai dato il suggello finale a un'annata particolare, quella del 2021, grazie infinite del tuo contributo, e mi raccomando, quelli che possono andare a Lanzo il 15 luglio alle 20-20:30 lo facciano, perché il libro è eccezionale, la figura è davvero sua e di Walter Ferreri, che io ho avuto il modo di conoscere una trentina d'anni fa, sono davvero straordinari. Grazie Pietro, a risentirci, Venezia risorge Venezia. Grazie, e Torino più di prima, mi raccomando, arrivederci. Ok, grazie, ciao, buona giornata. Un abbraccio a tutti, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.